Fanno riflettere sul modello economico globale, ma hanno pesanti ripercussioni locali i motivi che hanno indotto Coprob Italia Zuccheri, il colosso dello zucchero italiano, a decidere di sospendere la produzione nello storico impianto di Ponte Longo, a sud di Padova, mettendo a rischio 200 posti di lavoro diretti nell'indotto della filiera bieticolo-saccarifera. Tutto il prodotto verrà lavorato nella sede emiliana di Minerbio. Da anni ormai viene disincentivata la coltivazione della barbabietola in Italia ed ora semplicemente non ci sono barbabietole sufficienti a garantire un flusso di produzione che sia economicamente vantaggioso. I contadini non le seminano perché non ci sono incentivi come nella vicina Emilia-Romagna. La Regione Veneto ha stanziato in extremis un fondo per l'anno in corso, ma non si sa se verrà rifinanziato e senza certezze nessuno ha seminato barbabietole, anche se le organizzazioni agricole presenti al presidio organizzato a Ponte Longo dai sindacati hanno detto che c'è ancora un po' di tempo per seminare, si arriveranno dei fondi. È da un po' di mesi che noi ci lavoriamo su questa partita, però adesso abbiamo dovuto per forza arrivare a questa situazione perché questa settimana, proprio lunedì, ci è arrivata notizia che lo stabilimento per il 2026 non farà la campagna saccarifera e questo per noi vuol dire due grosse problematiche. Innanzitutto per i 200 dipendenti circa che ci sono qui in questo stabilimento, 100 di fissi e 100 di stagionali, però è logico che c'è una problematica che è legata agli anni futuri, cosa succederà, che non si sa perché la società ancora, la Coprob, non ci ha dato nessuna notizia rispetto a quale sarà il futuro dello stabilimento di Ponte Longo vero e proprio. Già nel 2025 si è assistito ad una riduzione di quasi il 40% della superficie seminata, un fatto molto grave perché lo zucchero italiano viene prodotto praticamente tutto con le barbabietole di Emilia e Veneto. La concorrenza straniera intanto si fa sentire perché con il petrolio a bassi prezzi all'estero le semine destinate al bioetanolo si sono ridotte e c'è moltissimo zucchero sul mercato internazionale ed è proprio questo intreccio di situazioni che rischia di uccidere la filiera dello zucchero italiano. Di fronte a una situazione simile, che cosa chiedete in questo momento? Chiediamo intanto un tavolo istituzionale entro breve per capire cosa fare nel 2026. A parere nostro, giustamente, sarebbe da tenere comunque aperto, a prescindere dalle giornate agricole, almeno un 30 giorni minimo per poter tenere aperto l'impianto e farlo funzionare, per dare un segnale ai lavoratori, e chiediamo per il 2027 se la Regione è disposta a rifinanziare quello che ha finanziato per il 2026. C'è un futuro per lo zucchero in quest'area? Se entro breve faremo un tavolo e tutti quanti si metteranno a cercare di trovare una soluzione, secondo me sì. Se lasciamo andare e nessuno fa niente, la Coprob continua a fare i conti e basta, e la Regione a non fare i finanziamenti, secondo me non ne usciamo e qua chiude.